quando è ora di cena, mangia prima Pepe e poi Pipo. Pipo sta lì, aspetta il suo turno, bravo. Hanno imparato ormai. Buongiorno, Pepe mi guarda tutto sognante, mi pone la sua cuccetta a nicchia, lui vive là praticamente. Allora, quest'oggi sto facendo colazione, ho brufoli di nuovo. C'è un vento fuori, oggi è domenica 26 di febbraio, non c'è neanche il sole. Quando mi ero svegliata sì che c'era sole, perché c'era tanta luce nella stanza. Poi dopo basta, è andato via, si è annuvolato tutto. Pepe che mi guarda mezzo sognante. Sì. Non ho grandi novità da raccontarvi, infatti non ho più registrato neanche vlog. Perché proprio la vita è sempre quella, la routine è sempre quella, lavoro, casa e non mi muovo. Non ti mette a fuoco, gli stai antipatico all'iPhone. Ah, ecco, adesso a me. Ecco. Sì, sì, però la codina non interessa, sai? Sì, 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 sì. No, no, che cade tutto, Pepe. Sì. Non ti piace il caffè latte? Era Panna che piaceva il caffè latte. Era stato anche l'anniversario di Panna qualche giorno fa, cos'era il 19. E infatti su Instagram avevo messo una foto, una storia. Sono già 2 anni e mi fa paura pensare che anche loro due stiano andando verso la vecchiaia, perché Pepe farà 9 anni quest'anno e Pipo 8 e faranno in autunno, quindi ne hanno ancora 8 e 7. Però mi fa paura pensare che stiano andando anche loro avanti con l'età e non mi sembra vero che sia passato tutto questo tempo. Mi sembrano sempre giovincelli, invece in realtà stanno invecchiando anche loro. Adesso ho intenzione di giocare un attimino a questo. Comunque questo è il tempo di oggi. E fa freddo. 28 febbraio, da notare i fiorellini. È un celestino! È un celestino! Celestino! Sei matto? Preso la ciccia! Ciao, Micio Beige! Ciao! Ieri sera era a mangiare da me, ha mandato via Bue Grasso per mangiare. Ah, Simon? Dove vai, Simon? 1 marzo e nevica. Sta decisamente fioccando. E io vado a casa adesso. Ho appena finito. È stata una mattinata intensa. Adesso me ne vado a casa. Vedo l'ora di mangiare. Ho fame, famissima. Oh, devo svuotare la lavastoviglie. Che in realtà non c'è tanta roba. Però non avevo voglia di lavare i piatti ieri sera. E quindi, visto che c'è, si utilizzano. Devo fare fuoco. Pepe. Allora, Pepe, è lunedì. E lunedì magari fossi a casa. È domenica. Pepe, Pepe. Mimi, bravo, tu fai nane sempre. Allora, il tempo era anche bello prima, ma ecco, si è velato tutto e il sole non c'è quasi più. Sembrava fosse una bellissima domenica. No, ma scherziamo, la domenica bella, ma ieri è stata una giornata stupenda.
ieri sembrava primavera, era bellissimo. Tant'è che ho lavato finalmente il tappeto che avevo fuori in poggiolo, quello di lana. L'ho lavato, quindi si è anche asciugato, meraviglia. Aggiornamento degli aggiornamenti, domani andrò a fare la visita oculistica, finalmente, dopo tantissimo. Era da un anno che pensavo a sta cosa, anche di più. E finalmente domani andrò a farla privatamente, perché altrimenti c'è da aspettare 4-6 mesi per una visita oculistica, quindi andrò privatamente a Belluno in ospedale e verrà anche mio papà. Riguardo lui sta bene adesso perché cambiata terapia, cambiata una pastiglia, adesso sta molto meglio e sembra, non possiamo cantar vittoria, ma sembra che si sia, diciamo, stabilizzato il cuore, quindi boh, basta. Per il resto niente, sono proprio contenta di andare a fare sta visita, anche se costa di più del normale, ma c'è bisogno perché io soffro spesso di mal di testa e sono convinta che sia a causa della vista la maggior parte delle volte. Soffro io di emicrania normalmente, però la vista vuol dire tanto e siccome mi sono accorta di non vederci più, cioè ci vedo, però non vedo più come prima e soprattutto l'occhio sinistro è calata tantissimo, quindi devo andare a farmi vedere, insomma. E quindi cosa fai? Prendi il sole? Mamma, come sei bravo! Adesso c'è un po' più sole rispetto a prima, però, eh? Sì. Bello, molto bello. Sì, vorrei dare una sistemata a questa stanza perché la scrivania è un deposito, diciamo, quindi dovrei sistemare un attimino e vorrei sistemare tutta quella zona, tipo là sopra è vuoto, quello lì devo buttarlo perché è proprio brutto. Vabbè, devo sistemare tutta sta zona perché è un po' un caos così, non mi piace. E devo ancora sistemare qua dentro, cioè sistemare, no, non è sistemare, devo ancora riempirla. Cioè, così come l'ho lasciata è rimasta, cioè non ho più fatto niente proprio. Non vi ho mai fatto vedere questa cosa che ho preso da Shein. Questo è un porta gioiellini. E vabbè, non ha solo questi scomparti, ma anche questo. Cioè, una figata. Ne ho presi due e in questo ci ho già messo questi qua. E sono quelli del calendario dell'avvento, poi ce ne sono anche altri, proprio per sistemare tutte le cosine belle in ordine, se non prendono polvere, eccetera, eccetera. Vorrei sistemare anche tutte quelle lì, ma non lo so. Appunto, devo fare riorganizzare questa zona, ma ancora al momento non so come. Ecco, guarda che bene. Così c'hai il sole e sei sulla finestra. Guarda che bello che sei. Ecco riordinato il tutto. Ah? Sistemata questa zona.